In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, prosegue l'impegno della Polizia di Stato nella campagna permanente Questo non è amore, realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine. Le azioni realizzate dalla Polizia di Stato in tale ambito rappresentano un importante impegno istituzionale per il contrasto alla violenza di genere nell'ottica di contribuire alla realizzazione di un cambiamento culturale più ampio che riguardi l'intera società. Sul tema della violenza di genere c'è una consapevolezza che molte donne, anche in situazioni di pericolo, non denunciano per paura, per vergogna o per mancanza di fiducia nelle istituzioni. L'iniziativa Questo non è amore intende smontare gli stereotipi e le false credenze legate alla violenza nei confronti delle donne, portando le forze dell'ordine direttamente tra la gente nei luoghi pubblici con una presenza visibile e rassicurante fatta di ascolto, accoglienza e informazione. Ogni anno le questure locali organizzano numerosi eventi di sensibilizzazione sul territorio nazionale dove si registra una consistente partecipazione della cittadinanza. Proprio grazie a questi incontri formali è possibile rompere il silenzio per aiutare le donne a riconoscere i segnali di pericolo. Per la nona edizione del 2025 il Ministro dell'Interno Piantedosi nella prefazione ricorda: la violenza contro le donne non è mai un numero, è un atto di vita violata, una dignità calpestata, un dolore che attraversa l'intera società. Non possiamo limitarci a contare i casi, ogni femminicidio è una ferita che riguarda tutti, istituzioni e cittadini, che richiede una risposta corale e responsabile. Testimonial della nuova edizione è Michel Hunziker, che introducendo l'opuscolo afferma: la tutela delle donne, che si ottiene con l'applicazione delle leggi, deve essere supportata da un profondo cambiamento culturale che deve avvenire nella mente e nel cuore di tutti noi. Per questo è importante sensibilizzare specialmente i più giovani, accompagnare le vittime di violenza verso il raggiungimento dell'indipendenza economica. Denunciare non è un obbligo né una condanna, semmai un'opportunità. È un primo passo per essere o tornare a essere sicure, autonome e libere. Per questo motivo Questo non è amore rappresenta un progetto strategico che mira non solo a sostenere le vittime, ma anche alla sensibilizzazione della società nel complesso, promuovendo una cultura basata sul genere. L'attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato si rivolge agli autori delle violenze grazie all'impegno della questura, dei centri di violenza, degli ospedali, che hanno reso operativo il protocollo Zeus.